Benvenuti e bentornati all'Almanacco. Oggi è sabato 30 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.42. La luna si leva alle 18.34 e cala alle 4.38. Oggi si celebra Santa Giovanna d'Arco. Eroina nazionale francese e martire conosciuta come la Pulcella d'Orléans, è una delle figure più carismatiche della storia e della fede cattolica. Il nome Giovanna ha origine ebraica Yehonan e significa letteralmente dono del Signore o Dio è misericordioso. Il 30 maggio è la giornata mondiale della sclerosi multipla. Questa ricorrenza è fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica su una patologia complessa che colpisce il sistema nervoso centrale. La ricerca sottolinea come la diagnosi precoce sia l'arma più efficace per garantire una migliore qualità della vita e contrastare la progressione della malattia. Spegne oggi 70 candeline Piero Chiambretti. Lo showman che ha fatto dell'ironia pungente e del giornalismo irriverente il suo marchio di fabbrica festeggia un traguardo importante. Da Pierino La Peste al signore del prime time, Chiambretti resta un fuoriclasse della televisione italiana. Enrico Silvestrin festeggia i suoi 54 anni. Volto storico di MTV e artista poliedrico, Enrico ha attraversato il mondo della musica, del cinema e della radio, con uno stile sempre autentico e rock, confermandosi così un talento capace di rinnovarsi costantemente. Infine auguri a Gianrico Carofiglio che compie 65 anni. L'ex magistrato, oggi scrittore di fama internazionale, ha saputo conquistare milioni di lettori con i suoi legal thriller e la figura dell'avvocato Guerrieri. Il suo esordio nel 2002 con Il testimone inconsapevole ha segnato l'inizio di una delle carriere letterarie più solide dell'ultimo ventennio. Il 30 maggio 1988 nasceva l'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. Da quasi 40 anni questa eccellenza nazionale coordina gli sforzi dell'Italia per esplorare il cosmo, studiare l'universo e monitorare il nostro pianeta. Grazie all'ASI l'Italia siede ai tavoli più importanti della ricerca spaziale globale, contribuendo a migliorare la vita tecnologica qui sulla Terra. Se la tua borsa preferita o lo zaino della palestra ha preso un odore un po' stantio, infilaci dentro una bustina di tè nuova e asciutta. Il tè assorbirà l'umidità e lascerà un profumo leggero e pulito. Buon weekend ai 12, oggi la Luna dismette l'opposizione con Marte, ma ne inizia un'altra con Urano e il Sole. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete, la Luna si sposta dallo Scorpione al Sagittario, opponendosi a Urano e Sole. I pianeti però vi fanno gioco perché vi danno quello scatto in avanti, quell'istinto e quella forza di prendere una decisione fulminea e di imporvi e di riprendervi anche l'amore. Toro, per voi oggi è una giornata in cui si dismette un po' quel nervosismo perché la Luna finisce di opporsi, torna il sereno ma c'è un po' di caos nelle uscite e nell'economia che forse è il caso di dimensionare. Gemelli, ebbene, la Luna oggi è molto elettrica ed è in opposizione con il Sole e Urano che ospitate nei vostri gradi. Sarà un weekend un po' controverso proprio perché la Luna in quella posizione attaccherà umoralmente la vostra capacità decisionale, il vostro benessere e soprattutto anche le vostre parole. È un weekend di quelli in cui si farebbe bene a rimanere a casa, a riposare un po'. Cancro, per voi oggi la Luna arriva in Sagittario, sparisce un po' dai radar, vi sentite un po' isolati. Giove però in mattinata riesce a darvi qualche sorriso in più in amore e a farvi sentire bene e un po' isolati da tutti. Leone, per voi la Luna oggi è di Trigono e le sollecitazioni uraniane faranno in modo che voi beneficiate di una certa velocità nel fare le cose e nel concludere degli accordi importanti in amore, sempre che ci sia una ritrovata intesa. Vergine, per voi oggi la Luna comincia a essere fastidiosamente in quadratura, tra l'altro richiamando le quadrature già esistenti di Urano e Sole. Una giornata oggi in cui il caos si impadronisce un po' di voi, quindi qual è la soluzione? Fuggire.
Bilancia una giornata molto importante proprio perché oggi i pianeti potrebbero darvi l'idea giusta, quello switch, quello scatto che aspettavate da tempo per sedare le ansie e mettervi nelle condizioni di agire. Scorpione, la luna porta con sé via tutte le agitazioni che ha ultimamente generato passando nei vostri gradi, quindi un weekend che inizia con una serenità maggiore, con una prospettiva di manovra e di intesa col partner molto meno impedita e legata del solito. Sagittario, oggi la luna entra nei vostri gradi opponendosi a Urano e il Sole, per cui oggi sarete particolarmente nervosi e umorali. Cercate quindi di tenere l'istinto a bada perché avete comunque una serie di cose da gestire molto importanti, soprattutto in questo weekend che non è per niente senza impegni. Capricorno, per voi oggi la giornata diventa un po' strana, vi estranieerete un po' dal mondo proprio perché noterete molto caos intorno a voi e a voi questo non piace, vi ritirerete un po' in amore, tra l'altro godete di un'ottima intesa, godetevi quella. Acquario, la luna torna di nuovo positiva anche se si oppone al vostro pianeta Urano, per cui oggi sarete più bravi a prendere in considerazione i punti di vista emotivi altrui, anche di chi vi ama, a cui voi vi ostinate sempre a sfuggire. Pesci, giornata oggi che fa iniziare una quadratura della luna. Pensavate sia presto un weekend di riposo e invece no, è un weekend pieno di cose da aggiustare, da sistemare, da fare e anche da rivedere perché volete capire i comportamenti di qualcuno perché sono diventati così aspri o hanno subito un cambiamento così repentino ultimamente. Il 30 maggio 1431 a Rouen si consumava il tragico martirio di Giovanna d'Arco. Dopo aver guidato l'esercito francese contro gli inglesi, la giovane eroina di Vira fu catturata e processata per stregoneria da un tribunale ecclesiastico. Morì sul rogo a soli 19 anni e secoli dopo la Chiesa avrebbe riconosciuto la sua innocenza, proclamandola santa e patrona di Francia. In America è comunissimo dire close but no cigar, vicino ma niente sigaro. Deriva dalle fiere di fine Ottocento, dove i premi per gli uomini erano spesso sigari. Se per un soffio non vincevi il gioco, l'immονitore gridava questa frase. Significa aver fallito un obiettivo per un soffio. In italiano diciamo per un pelo o, con un po' di ironia, ritenta, sarai più fortunato. Alessandro Manzoni. Sotto l'apparenza del severo autore dei Promessi Sposi si celava un uomo tormentato da nevrosi e attacchi di panico. La sua agorafobia era celebre. Dopo aver smarrito la moglie tra la folla a Parigi, non riuscì più a sopportare i grandi spazi o la confusione. Eppure, proprio questa fragilità lo portò ad una profonda conversione e alla scrittura, che fu per lui la vera terapia per affrontare le ombre della mente. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno. Si odia chi si teme. Affrontiamo questo sabato con coraggio, senza temere le sfide che ci attendono e godiamoci questo weekend alla scoperta delle bellezze della nostra Sicilia. Grazie per essere stati con me, io vi aspetto anche domani e vi auguro un buon fine settimana. A presto dalla vostra Jaire.